Buongiorno a tutti ragazzi, gli scienziati sempre a studiare come fare per far crescere la vita su Marte. Diciamo questa volta secondo gli studi di tantissimi scienziati, quindi della NASA, di creare l'atmosfera su questo pianeta. Il piano però ha una cosa un po' folle, diciamo. In effetti ci vorrebbe un bombardamento atomico sul pianeta. Questo piano non è tanto nuovo perché se ne è parlato già 4 anni fa da quello che era, diciamo, l'amico più vicino a Tesla. Lui è convinto che bombardando Marte con delle armi nucleari possono sciogliere le enormi calotte polari e rilasciare CO2 nell'atmosfera. Così facendo si creerebbe, diciamo, un effetto serra capace di aumentare le temperature e la pressione, diciamo, dell'aria e, diciamo, ragazzi, portare un notevole cambiamento climatico. Questo perlomeno è quello che vogliono fare gli scienziati, cioè bombardare questo pianeta. In effetti questo studio sarebbe fattibile, anche se dovremmo fare i conti con i nostri amici alieni, secondo me, anche perché credo che non permetterebbero, secondo me, di far bombardare questo pianeta, che è sempre stato comunque un pianeta che l'hanno studiato, sono andate sonde, diciamo che è il pianeta più vicino alla Terra e quindi è oggetto di studio. In effetti qui per arrivare su Marte ci vogliono solo 2 anni, quindi diciamo un pianeta molto vicino. Quindi anche se poi mi viene da dire come porterà tutte le persone lì. In effetti vogliono fare questo perché credono che la Terra, diciamo, sia agli sgoccioli. In effetti cambiamenti climatici, non si capisce più nulla, questo è vero. Però, sempre come dico io, se un giorno Marte sarà abitabile, non sarà sempre per, diciamo, per tutti, sarà per quei pochi prescelti. Quindi alla fine tutto il resto di noi perirà qui sulla Terra. Quindi anche se facendo questo potrebbero creare l'atmosfera, ci vorrà almeno 2 o 3 anni comunque se vogliono accelerare i tempi, quindi bombardando così sempre 2 o 3 anni ci vogliono, poi calcola altri 2 o 3 anni per arrivarci, ma poi tutta questa tecnologia per arrivare lì dove la prendono? Cioè non è per tutti, già ora ultimamente si doveva fare un viaggio su Marte ed è stato annullato perché c'è il pericolo che arrivino tutti morti lì, quindi gli uomini non riescono a tenere 2 anni di radiazioni addosso, è come farsi un attacco tutti i giorni ragazzi, quindi non arrivano vivi su Marte, quindi non credo come poi in un futuro ci possano essere persone, quindi, ma questo è sempre un mistero. Quindi la notizia è questa qui l'ho trovata su un sito di scienze, diciamo, americano, come sempre. Purtroppo sempre gli americani fanno queste cose strane e dicono che a breve bombarderanno Marte per far così nel minor tempo possibile dare una possibilità all'umano di non estinguersi. Quindi lo sanno bene che stiamo in estinzione allora. Quindi confermano, diciamo, quello che diciamo tutti i giorni, che stiamo a rischio estinzione, e di fatti lo ammettono pure loro. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, buona domenica a tutti e ci sentiamo con la prossima notizia. Speriamo un po' meglio di questa. Ciao a tutti ragazzi.